È una notizia bella, non deve essere triste. Finora le notizie in merito ai pazienti ricoverati in terapia intensiva positivi al coronavirus venivano date soltanto al telefono attraverso i tablet. D'ora in poi all'ospedale di Padova hanno deciso che in casi estremi, quando il congiunto contagiato da SARS-CoV-2 è ricoverato in rianimazione in fase terminale, un familiare potrà entrare per dargli l'ultimo saluto. Non si può privare una persona da stare vicino a un proprio caro che sta per lasciare questo mondo. È una cosa che ci impegnerà di più, ma penso che va fatto, non si può negare. Il dottor Eugenio Serra, caporeparto di una delle terapie intensive padovane, negli ultimi mesi di drammatici addii a distanza ne ha vissuti parecchi, come anche Michela Marca, coordinatrice infermieristica, che in merito all'apertura, alla decisione di concedere l'ultimo saluto in presenza non ha dubbi. Sarà impegnativo per noi perché dovremo accompagnarli, vestirli, tamponarli, i parenti, quindi c'è una procedura in essere molto impegnativa anche per noi, però siamo disposti perché è giusto che i familiari possano essere vicino soprattutto nel fine vita. La decisione, come sottolinea il direttore generale Luciano Flor, è stata avvallata anche dal comitato etico dell'azienda ospedaliera. Noi abbiamo voluto regolamentare l'accesso in queste situazioni molto delicate, pensando che c'è anche l'umanizzazione delle cure, che non deve essere solo predicata, ma nel limite dei possibili in queste situazioni straordinarie anche praticata.